Siamo con degli impegni importanti, abbiamo terminato la messa in sicurezza della nostra chiesa, nostra perché l'abbiamo adottata con convinzione, e abbiamo in queste ore chiuso l'ipotesi di bilancio per i prossimi anni, dove la Regione del Veneto ha già impegnato 5 milioni di euro solo per la chiesa di San Marco, ma è un simbolo, è un segno della nostra presenza, che è fatta di 4.242 volontari dal 6 di aprile, che è fatta di sperimentazioni come quelle sulla telemedicina, che è fatta della presenza dei nostri tecnici, dei tecnici delle province, dei comuni che sono venuti a ripristinare gli edifici di questa città e di tutti i paesi attorno, proprio per cercare di fare il possibile perché si ritorni alla normalità. Ecco, l'impegno della Protezione Civile deve essere quello di rientrare al più presto con i propri volontari, ma di dare la possibilità, con l'aiuto dell'amministrazione della nostra regione, di far rientrare alla normalità anche coloro che abitano qui.